E cade il 40° anno di vita della pallamano Cerini Padova. È andata punito veramente molto, così come già da Babbo, che però la conclusione schiaccia bene. La prima vittoria contro Brixen, se lo ricorderanno bene sicuramente le altre ottesine proveranno in qualche modo poi la ribattuta e Sara Rubi conclude. Serena Ingherua palla un po' così per il pivot, poi cerca lo spazio e lo trova, ma c'è la parata di Lukin che ferma Serena Ingherua, poi cerca il lancio, trova Di Pietro in qualche modo, poi Serena Ingherua prova l'aggancio a recuperarla ma non ce la fa, poi Abisher 1 contro 1, Abisher conclusione ancora sotto le gambe di Martina Brock. Serena Ingherua, scarico, Tanic, buon palleggio, poi ancora Serena Ingherua, grande 1-2, dolcemente Serena Ingherua, guarda bene dove è postata Lukin, cercare di alzare un po' i giri del motore. Tanic, buona palla schiacciata, poi palla completamente in pancia di Barresi, tirato a caso senza pensarci, buon rilancio dall'altra parte, Hilber, Martina Brock! La difesa dove colpire. Tanic, scambio, Serena Ingherua 1 contro 1, Serena Ingherua, prende in pieno la traversa e poi Barresi sulla ribattuta attentissima. Forse proverà l'1 contro 1, palleggia, ha perso un po' di ritmo, però creandoselo palleggiando e poi conclusione Martina Brock! Prova in qualche modo a crearsi lo spazio, Serena Ingherua, ancora lei! Ed è da già un 2 minuti sulle spalle. Tanic, scambio, buona palla per Borrini che ci prova, palo rete! Beatrice Borrini! C'è un po' di spazio per penetrare, preferisce andare da Serena Ingherua, subito chiusa, ma Serena Ingherua è una forza, ma murata! Murata, veramente! Poi Babbo ha tanto spazio, dall'altra parte Gianni Durfer, conclusione, palla rete, Martina Brock! Parte per Abisher, si rischia di creare un 2 contro 1, palla dall'altra parte per Babbo, Babbo ha spazio, Babbo! Martina Brock! E fa fallo Borrini che se ne accusa subito da 2 minuti. Non riesce a tenere la Barresi, poi dall'altra parte Hilber con fallo da 2 minuti, sì, di Sara Rubi. Data lì, il portiere non c'è, bisogna tirare Di Pietro, poi Babbo, c'è tanto spazio, Babbo prova, Babbo! Gol del pareggio di Giada Babbo, 9 pari per vita. Ancora Ivana Giogap, prova in qualche modo, Ivana Giogap! Di Pietro, palla per Nordürfer, fallo di Barresi, qua sembrava meno evidente. Tanic, Serena Ingherua col passo suo, si è fatto mezzo campo praticamente con i 3 passi, poi conclude sul primo palo. Cambio, c'è Sara Rubi, poi Ivana Giogap, traversa ma penso che abbia fischiato fallo, attenzione lo spazio dove non sa neanche lei come. Abisher, conclusione, parata da Martina Brock, chiama rigore, prova ad arrivarci Sara Rubi che si butta sulla palla, la recupera bene, poi il recupero, conclusione, Lukin! Qui. Ok, Tanic per l'1 contro 1, supera molto bene la diretta marcatrice, poi conclusione, deviata e parata, tantissime persone a correre in avanti, si va per Babbo, palla bellissima in avanti, poi Vegni, conclusione, 12-13, 30 secondi alla fine del primo tempo. Vegni, Nordürfer, scambio Di Pietro, c'è tagliano Luke per Giada Babbo, ok Serena Ingherua, conclusione, Monica Prünster. Può tornare da un momento all'altro, prova Tanic, scambio, Ivana Giogap! Ciso, riesce a prenderlo lo stesso, Babbo in qualche modo ha rischiato anche i passi, poi Di Pietro tanto spazio! Annabelle Ingherua! Di Pietro, dall'altra parte, si gira Tanic, palla dentro! Ma che conclusione! E con 2 minuti anche di Tanic che si lamenta, però il fallo sembrava ineccepibile. Splendida per portarsi almeno a -1, invece non l'ha sfruttata, poi ancora Borrini! Beatrice Borrini, 1-2 atomico. Dall'altra parte c'è Abisher, prova ad andare lei adesso in 1 contro 1, ma Serena Ingherua la ferma ancora. Si prova ad attaccare lei, non si fa attaccare, non le lascia passare. Di Pietro, scambio, Babbo ancora Di Pietro, Serena Ingherua che può partire in contropiede, 1 contro 1, Serena Ingherua, 23-20. Ivana Giogap, scarica! Ivana Giogap! Adesso il gancio di Ivana Giogap, altro errore tecnico, Babbo va dall'altra parte, ok Hilber che può correre, Hilber fermata, anzi no, conclusione! Sara Hilber! Altra parte, palla verso l'ala, Babbo però non ha spazio perché Prela è lì. Prova l'1 contro 1, Prela tiene, palla Di Pietro! Prova ad andare in qualche modo, Tanic spazio, Tanic! Mariana Tanic! È la palla per vincere questa, Ivana Giogap a spazio, prova ad andare in scavalcamento, fermata con un colpo in pancia. Borrini, Barresi, prova ad andare, Barresi! Micaela Barresi, ora Brix prova a correre, c'è dall'altra parte anche Hilber, la palla è per lei, Hilber prova, Hilber! Sul primo palo, pareggio immediato. Scambio, c'è il Famocari dall'altra parte, c'è spazio, conclusione! Abisher!
Brixen la vince all'ultimo secondo, 29-30, con un'ingenuità clamorosa della Cellini, che quasi pareggia quella fatta l'anno scorso proprio dalle brissinesi. Si prendono la rivincita le altoatesine, 30-29 al Palafarfalle.